Ha vinto la saggezza, pronti a risolvere i problemi di Venezia e di Mestre. Scelgono la via dell'ironia, la casa del sì di Piazza Ferretto, tappezzando la sede di un articolo che non è del giornale di oggi, ma del 26 giugno 1989, dopo il secondo referendum sulla divisione amministrativa tra Mestre e Venezia. I risultati del 2019 parlano di un'affluenza molto bassa, ma, dicono qui, in un contesto molto difficile. Sicuramente una campagna di astensionismo fatta dall'amministrazione comunale, il sindaco in primis, ma anche dagli assessori che hanno dato delle informazioni assolutamente non corrispondenti al vero e che noi abbiamo anche in realtà contestato con dati e con ragionamenti veritieri. Per contro noi abbiamo dato dei dati concreti, calcolati con i bilanci suddivisi, la tariffa rifiuti, ma non hanno avuto lo stesso risalto. Quello che bisogna dire però è che non li hanno mai contestati. Da referendum resta tra l'altro un ricorso al Tribunale amministrativo regionale contro l'imposizione del quorum in un referendum consultivo, un'interrogazione al Ministero degli Interni sul comportamento del Comune di Venezia durante la campagna elettorale, una denuncia alla Procura della Repubblica nei confronti dell'assessore al bilancio con l'accusa di diffusione di notizie false, ma soprattutto rimane uno schieramento trasversale di 30.000 voti che potrebbe pesare non poco alle prossime elezioni comunali. Nell'area lagunare c'è stata una percentuale bulgara di sì. Uno dice che sono andati in pochi a votare, non ha importanza, si parla comunque di 14.000 voti, che sono tanti rispetto all'elettorato del centro storico, e teniamo presente che non considerano che non potevano andare a votare tutti quelli che hanno cittadinanza anche europea, non italiana, e stranamente non potevano andare a votare, quindi 12.000 persone su 53.000. Quindi su Venezia i giochi sono tutti aperti e quindi abbiamo un patrimonio enorme di voti che dobbiamo adesso in qualche maniera soddisfare nell'anelito ad avere un comune autonomo che si occupi esclusivamente dei problemi di una città complicatissima e speciale come Venezia.